37esima edizione di Percotto Canta, manca poco alla finale del 28 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Siamo in compagnia di Nevio Lestuzzi, storico, organizzatore di questa bellissima manifestazione concorso canoro che sta crescendo sempre di più. Negli anni siete pronti, ormai manca davvero poco, avete scelto i semifinalisti, che finale ci dobbiamo aspettare? Ma credo che ci dobbiamo aspettare una finale di grande livello, le premesse ci sono tutte, abbiamo 12 artisti davvero molto bravi, molto preparati, al solito abbiamo una giuria di qualità che è davvero quest'anno qualificata, con la nostra grande orchestra crediamo di poter dare uno spettacolo di tutto valore. Partiamo parlando della giuria di qualità con nomi davvero molto importanti, ce li vuoi accennare? Sì, la presidenza quest'anno è stata affidata ad Andrea Miró, che è una cantautrice, direttrice d'orchestra, polistrumentista, era stata già con noi in 2 edizioni alcuni anni fa, quest'anno ci siamo affidati nuovamente a lei, alla sua esperienza. Per la serata finale sarà affiancata da alcune personalità del mondo della musica, dello spettacolo, del marketing. Cito Umberto Labozzetta, cito il presidente di AFI che è Gianni Di Sario, cito Massimo Della Pelle che è del MEI Meeting degli Indipendenti. Poi abbiamo Daniela Ploss che in qualità di rappresentante dell'Accademia Internazionale del Musical, e poi ci sarà anche la cantante Karima che è la new entry di questa finale. Parliamo allora dei finalisti. Innanzitutto sono stati tanti partecipanti, poi la selezione è stata anche una selezione importante e severa perché si arriva veramente a scegliere quelle che sono le migliori voci. Quanti sono i finalisti e più o meno, insomma, da dove arrivano? Un po' da tutta Italia? Sì, allora quest'anno abbiamo riscontrato 82 iscrizioni di artisti provenienti da tutta Italia. Di questi 82 sono stati selezionati dapprima 25 per la semifinale e poi nella semifinale di Aquileia dello scorso luglio sono stati selezionati i 12 cantanti per questa finale. Vengono un po' da tutta Italia, ne abbiamo alcuni naturalmente della nostra regione, ce ne sono 5. Poi uno viene dalla Sardegna, un paio vengono dal Veneto, 3 dalla Lombardia, una dall'Emilia Romagna e una da Caserta, dalla provincia di Caserta. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questa importante finale del 28 settembre? Tanto spettacolo, tanta qualità. Sì, grazie anche alla regia di Luca Ferri, crediamo che le sorprese non mancheranno, ci sarà della buona musica, dell'ottima musica, poi da alcuni anni abbiamo riproposto il premio internazionale, quest'anno viene premiata un'artista originaria di Sesto Arreghena che si chiama Aurora Reis, è una cantante che vive a Birmingham da alcuni anni e l'abbiamo scelta fra diverse candidature che avevamo avuto e abbiamo selezionato lei perché ci sembra pur nella sua giovane carriera abbia fatto già delle cose interessanti. E poi ci sarà la vincitrice dello scorso anno che è appena entrata a far parte del cast di X Factor, per cui la Claudia Sacco che viene da Livorno e tornerà a farci visita, e quindi credo che sarà una serata piacevole. Vorrei parlare anche del coinvolgimento delle scuole per la realizzazione anche di quello che è il disegno, il logo di Percotto Canta. Sì, noi ormai da 20 anni organizziamo il bando di concorso per la realizzazione del bozzetto che poi va a rappresentare l'edizione del concorso canoro. Quest'anno avevamo, diciamo, lo sviluppo sostenibile come tema portante legato alla musica, e il ragazzo che ha vinto il bozzetto che potete vedere qui, che ha realizzato il bozzetto, si chiama Luca Luvisutti ed è del liceo artistico di Gorizia.
Complimenti quindi a questi giovani talenti e alla collaborazione che hanno con Percotto Canta, e poi anche il tema del friulano, un bando. Sì, grazie al supporto di Arlef e della Filologica Friulana, anche in questo caso organizziamo questo bando di concorso rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio per la realizzazione di un elaborato in lingua friulana. Ogni anno partecipano diverse scuole e quest'anno le premiazioni si svolgeranno all'interno della serata finale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ricordaci quindi il giorno della finale, l'ora? Sì, ci vediamo sabato 28 settembre alle ore 20:45, tutti belli pronti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.